Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Buongiorno Andrea, a te la linea. Grazie Natalia, oggi abbiamo ancora come ospite sempre graditissimo Paolo Gulisano, che adesso sentiamo fra un attimo. Poi nell'ultima parte io parlerò anche di due mostre importanti, una a Roma e l'altra a Novara, e delle strenne natalizie che consiglio, come tutti gli anni. Sono libri che io mi pregio di consigliarvi nella lettura, nella guida, così anche un po' etica, oltre che estetica, perché il valore letterario è anche estetico, e che sono di vario argomento, soprattutto saggi, perché l'ho già detto 1000 volte, il mondo della narrativa, specie italiana, langue moltissimo in questo primo scorcio di millennio. Benissimo, allora sentiamo Paolo che ci parlerà sicuramente di argomenti molto interessanti anche questa volta. Pronto Paolo Gulisano? Pronto? Pronto, ciao Andrea, ti ringrazio di avermi nuovamente invitato nella tua trasmissione. Ecco, questa volta sei in giro, la scorsa volta eri in Trentino, adesso sei nella tua bella Lecco oppure da qualche parte? Sì, non mi muovo, sono qua a Lecco. Benissimo. Dici niente, naturalmente una delle più belle località lacustri d'Europa, dici niente, a parte tutta la tradizione manzoniana sulla quale non c'è nulla da eccepire, veramente straordinaria. Sentiamo un po' qualcosa oggi su due ricorrenze. La prima è a sfondo religioso ecclesiastico ed è la fine del concilio 60 anni fa. Naturalmente un concilio molto importante che nel bene e nel male ha condizionato la postmodernità, oserei dire più che la modernità, sia spirituale, cristiana che extracristiana, per tantissimi motivi, anche politici. E l'altro argomento è invece, come citavamo già la volta scorsa, gli 80 anni del Candido di Guareschi. Il Candido è una pubblicazione fuori dalla norma, non a caso io l'ho messa nel promo, proprio una delle copertine più famose del Candido. Candido al quale collaborò e che creò in parte, ma questo ce lo devi spiegare tu naturalmente, anche perché come sentirai ci sono delle notizie su delle novità che riguardano proprio Guareschi, non il Candido ma altre cose, ti saprò dire. Ad ogni modo, allora sentiamo prima tutto il riferimento al concilio, il tuo giudizio storico, culturale, sociale, religioso. A te la parola Paolo. Certo, grazie Andrea. Diciamo che questi due temi, Candido e il Concilio Vaticano II, sono abbastanza anche collegati, perché Guareschi espresse a modo da grande giornalista quale era, da grande osservatore della contemporaneità, di quello che accadeva, ebbe anche modo di esprimere il proprio pensiero sul Concilio Vaticano II. Guareschi, come sappiamo, si spense nel 68 e quindi aveva vissuto il quinquennio conciliare che appunto si svolse tra il 58, dalla lezione di Giovanni XXIII dal 60 al 65, quindi 60 anni fa si chiuse, proprio nel dicembre del 65. Allora, il Concilio Vaticano II. L'altra volta abbiamo parlato del Concilio di Nicea, grande concilio, appunto, da dove poi prese il via la Chiesa così come la conosciamo, perché vennero posti le basi dei dogmi, del credo soprattutto, eccetera, ma invece il Concilio Vaticano II, che è l'ultimo concilio proprio cronologicamente della Chiesa Cattolica, è stato a sua volta un concilio che ha segnato, se vogliamo, anche una svolta epocale. Doveva essere solo un concilio pastorale, questo era stato l'intento di Papa Giovanni XXIII, ma poi alla fine da questo concilio sono venuti dei grandi cambiamenti, anche dei radicali cambiamenti, tanto che la Chiesa non è stata più quella di prima, in buona sostanza. L'intento era quello di
qualche modo adeguare l'azione della Chiesa ai tempi nuovi, in cui, come dire, era una giustificazione perfettamente licita. In fondo i grandi concili precedenti, allora premetto appunto nei primi della Chiesa si svolgono molti concili, poi a un certo punto si svolgono più, c'è un grande, sappiamo bene, concilio nel 1500, il concilio di Trento, a cui la Chiesa diede luogo proprio perché si trovava di fronte ad una svolta epocale, cioè la riforma protestante, le riforme protestanti di Lutero, di Calvino e poi anche quella anglicana, quindi era di fronte a una grande sfida. A questa sfida rispose con il Concilio di Trento, da cui nacque anche proprio un nuovo tempo della Chiesa, il tempo della cosiddetta controriforma. A fronte delle riforme protestanti si doveva attuare una controriforma e quindi fu il tempo dei grandi santi come anche San Carlo Borromeo, come Sant'Ignazio di Loyola, fondatore dei Gesuiti, eccetera. Poi più niente per 3 secoli, arriviamo al 1870, il Concilio Vaticano I, Concilio Vaticano che doveva affrontare anche qua delle grandi sfide, quelle che erano iniziate con la Rivoluzione francese della fine del Settecento, con il tempo dei nazionalismi dell'Ottocento, della nascita del marxismo, della rivoluzione industriale. Il Concilio Vaticano I fu voluto anche per questo, per affrontare questa grande crisi. Il Concilio Vaticano I non è monco, non viene terminato, i lavori vengono interrotti dall'arrivo delle truppe italiane, i bersaglieri di Porta Pia, che sappiamo bene. Allora, quasi c'era da portarlo a conclusione il Concilio Vaticano I, quindi nasce il Concilio Vaticano II. Nel frattempo la Chiesa ha dovuto affrontare anche altre rivoluzioni nel Novecento, cambiamenti ideologici, la secolarizzazione, quindi il Concilio Vaticano avrebbe dovuto essere un grande momento di riflessione e di risposta, di elaborazione di risposte efficaci a queste sfide, le ideologie atee, il comunismo, il nazionalismo portato agli estremi col fascismo, il nazismo e tutto quanto. Il capitalismo che era nel frattempo esploso con anche risultati disumani, i costi umani delle rivoluzioni industriali, eccetera. Benissimo, quindi era da farsi, questo concilio era da farsi, però a un certo punto viene preso in mano da una determinata corrente della Chiesa. Chiaro, sarebbe bello se fosse soltanto appunto pastori, spirituali, eccetera, ma è fatta anche inevitabilmente da uomini di potere che costituivano la corrente, progressista, modernista, che cercavano appunto col mondo contemporaneo non un confronto forte, ma un abbraccio col mondo. Questa ideologia era stanca forse di vedersi discriminata, di essere oggetto dell'ostilità delle ideologie mondane e con questo preferiva venire a un compromesso. Per cui i documenti che sono elaborati al Concilio sono elaborati sopra questa componente progressista, tendono a smussare tutte quelle che erano state le posizioni di scontro con le ideologie moderne, quelle nate dall'illuminismo in poi. Si cerca un abbraccio, si cerca un po', potremmo dire, un volemo se bene, e si cerca poi e si mettono in atto anche dei cambiamenti nella dottrina e soprattutto anche nella liturgia. Questo è inspiegabile, perché io posso capire che ci fosse necessario magari cambiare un po' le strategie, quindi adattare magari la dottrina alle nuove circostanze, ai tempi nuovi, ma perché trasformare radicalmente la liturgia? Ci fu questa riforma liturgica
che portò sostanzialmente alla nascita delle nuove messe, le messe in lingua volgare, quindi non più una unica lingua universale che era il latino, con cui si celebrava messa dall'Alaska al delta del Mekong, e quindi messe nelle lingue particolari. Questo ci poteva anche stare, perché qualcuno diceva ma la messa deve essere comprensibile, eccetera. Però al cambiamento di lingua non fu solo un cambiamento linguistico, attenzione, non siamo dei nostalgici a tutti i costi del latino, ma della lingua latina, ma incredibilmente vennero modificate anche proprio parti importanti della messa stessa. La messa veniva celebrata a Oriente e invece qui cambiò anche l'orientamento della messa. Il sacerdote celebrava rivolto verso l'altare e qua invece si volle, per motivi potremmo dire oggi un po' populistici, doveva rivolgersi direttamente al popolo, mentre il sacerdote dava le spalle al popolo ma guardava verso Cristo, verso l'altare. Tra l'altro l'altare era a muro, era il crocifisso, era quello l'altare. Invece venne introdotto quel nuovo altare che conosciamo, che è quella tavola, perché prevalse una posizione filo-protestante, perché appunto è la tavola luterana, no? Nella chiesa luterana protestante la messa non c'è la vera transustanziazione, la consacrazione del pane e del vino, è un evento puramente simbolico e dove appunto si ricorda l'ultima cena. Per questo c'è la tavola, è la tavola dell'ultima cena, ma per 2000 anni invece precedentemente l'altare era stato proprio invece il Calvario, perché la messa è il sacrificio, sì, è il rinnovarsi del sacrificio della croce. Quindi cambiamenti anche drastici. Prima la liturgia prevedeva nella messa si riceveva la comunione in bocca e in ginocchio, poi diventò invece si poteva riceverla anche in piedi, quindi con meno riverenza, meno rispetto, e poi alla fine si è arrivati a quello che c'è adesso, la si prende in mano come se fosse appunto un pezzo di pane qualunque. Ecco, quindi sappiamo che è un tema delicato quello del concilio. Come avete capito, io ho un pensiero piuttosto critico nei confronti del concilio, soprattutto nei confronti di questo tipo di riforma liturgica di cui francamente non se ne sentiva il bisogno. Poteva essere anche semplicemente una riforma puramente linguistica. Io con Andrea condivido con te l'amore per le lingue locali, è una ricchezza che ci siano più lingue, quindi si poteva venire meno anche la lingua unica universale o magari lasciare dalle parti e introdurre le lingue locali, eccetera. Però perché cambiare radicalmente la struttura della messa? Non è indifferente. E poi, ripeto, questi documenti che spingevano la Chiesa ad abbracciare sempre di più il mondo, comprese le ideologie del mondo, da cui nascono appunto i vari compromessi, quindi il catto comunismo, il catto quello che vogliamo, perché appunto sembrava quasi che non fosse più sufficiente la fede, la sola fede, bisognava coniugarla con qualche ideologia mondana del mondo. In particolare negli anni 60 ci fu questa ubriacatura ideologica nei confronti del marxismo. Certo si poteva capire perché la Chiesa doveva essere la Chiesa dei poveri, quindi pauperismo, eccetera. Anche qua va bene, d'accordo, attenzione certo ai bisogni delle persone, attenzione alle povertà, eccetera, ma perché anche qui sposare ideologie che con il cristianesimo non hanno niente a che fare? Insomma, il concilio fu una vera e propria rivoluzione per la Chiesa. Qualcuno parlò anche, visto che terminò nel 65 e di lì a poco, nel 68, ci furono le grandi rivoluzioni giovanili e anche politiche
internazionali, il concilio è stato visto un po' come il 68 della Chiesa. Certo, assolutamente. Mi interessa, mi è sempre affascinato anche il negativo, chiaramente, quello che un po' è la ricaduta, la eco mediatica del concilio, nel senso che noi eravamo all'interno di una palingenesi anche etica e politica molto forte, che per quanto pilotata ancora da fondamentalmente una serie di riflessioni a spunto di conservazione, lasciavano spazio anche attraverso soprattutto delle figure che erano Kennedy in America, Khrushchev in Russia e il Papa Roncalli diciamo da noi Città del Vaticano, ma naturalmente poi pensando all'origine bergamasca di Roncalli sicuramente ci riguardava. Queste figure avevano diciamo direttamente o indirettamente conquistato una parte dell'opinione pubblica, e a quel punto l'impostazione complessiva del concilio non seppe più essere valutata, non venne più valutata in una maniera pacata, circostanziata e felicemente come serena, ma si cominciò già fin da allora. Io mi ricordo, avevo meno di una decina d'anni, ma mi ricordo anche attraverso le opinioni dei miei genitori, cioè si cominciò già a concepire il fatto che comunque la Chiesa finalmente sta cambiando, ecco, battute di questo genere che circolavano anche negli oratori, Paolo, no? Ecco, e quindi l'eco mediatica complessiva, quindi parliamo di giornali, televisione, che allora era soltanto canale unico, ma era un canale che comunque pilotato da Bernabei dava ragione comunque a qualsiasi nuova decisione ecclesiastica. Ecco, e mi colpisce questo aspetto, perché poi, come tutte le cose, se non hanno un appoggio di pur vago e complesso consenso di una parte notevole del mondo popolare, non riescono a passare. Tu come la pensi su questa questione, Paolo? Sì, ma guarda, io da appassionato anche di storia ho provato a cercare di contestualizzare, no? Il clima in cui si svolge il concilio. Tu hai detto bene, appunto, sono i tempi di Kennedy, di Khrushchev. Allora, sicuramente la fine della seconda guerra mondiale aveva dato, come dire, e poi l'inizio della guerra fredda aveva suscitato il desiderio che non ci fossero più guerre, che il mondo dovesse andare verso dei miglioramenti, la pace, eccetera, eccetera. Poi, negli anni 50, nel nostro paese c'era stato anche l'esplosione del benessere, e quindi anche questo aspetto aveva determinato un clima di ottimismo, forse ottimismo, ecco, un po' mal riposto, tant'è che quando all'inizio del concilio qualche cardinale, qualche teologo aveva espresso qualche perplessità, Giovanni XXIII aveva rintuzzato queste critiche dando una sorta veramente di stroncatura, definendo costoro profeti di sventura. Beh, insomma, in realtà non erano così profeti di sventura, e comunque ci avevano visto giusto, perché quello che poi accadde confermò che il mondo non stava andando verso così un destino radioso, tutto bello, tutto buono, e la Chiesa diventa amica del mondo, sorella di tutti. No, le cose sono andate in maniera molto diversa, le guerre non sono terminate, anzi si sono complicate. Poi anche questo ottimismo chiudeva gli occhi, appunto di Giovanni XXIII del Concilio, chiudeva gli occhi nei confronti della drammatica situazione che viveva gran parte dell'Europa,
dell'Est sotto il tallone di ferro del comunismo. Anche qua i poveri cristiani dell'Est, della Polonia, della Cecoslovacchia di allora, dell'Ungheria, si sentirono anche abbandonati dal Vaticano, da quella che veniva chiamata la Ostpolitik, cioè questa politica nei confronti dell'Est, che consisteva soprattutto nel chiudere gli occhi. Certo, c'erano anche invece organizzazioni, associazioni che si occupavano dell'aiuto ai cristiani perseguitati nell'Est, ma appunto la diplomazia ufficiale voleva sorvolare su quello che stava accadendo, che ne c'erano cose gravi. Quindi si doveva essere ottimisti, si doveva andare incontro al mondo, si doveva cercare appunto delle oggi le chiamiamo sinergie con le varie ideologie, eccetera, ma poi diciamo che i risultati sono stati molto diversi. E allora, siccome si dice anche che l'albero viene giudicato dai frutti, l'albero del Concilio Vaticano II deve essere giudicato anche dai frutti. I frutti sono stati diminuzione drammatica della frequenza dei sacramenti, le chiese ormai sono vuoti, cioè, io faccio l'esempio, non dico tanto dell'Italia, ma dell'Irlanda. Io sapete bene quanto ami questo paese. Quando sono andato la prima volta 40 anni fa in Irlanda c'era una percentuale di praticanti che era oltre l'80%. Oggi in Irlanda, che è diventato un paese secolarizzato come tutti gli altri dell'Europa occidentale, la percentuale sì, è ancora abbastanza alta rispetto ad altri, perché però è sul 25%, quindi c'è stato un crollo delle vocazioni, e poi appunto credo anche un cedimento appunto sul piano dottrinale. C'è una incertezza. C'è quello che appunto il grande pontefice Benedetto XVI chiamava il relativismo, la dittatura del relativismo. Scusa se ti interrompo, a questo proposito chiudiamo la prima parte sul concilio. Un'ultima domanda è questa: tu valuti, perché è un travaglio di pensiero che sta affannando molto il mondo diciamo più vicino alla sensibilità tradizionalista, tu pensi che figure come Paolo VI e Papa Wojtyla, alias Paolo Giovanni II, siano state fedeli al concilio, in che senso, buono o cattivo, oppure siano riusciti a liberarsi dal cappio eccessivo di questa ipoteca, diremo così popolarmente, cattobuonista in senso peggiore del concilio stesso? Qual è la tua posizione? Mi interessa da morire, Paolo. Beh, diciamo che Giovanni Paolo II cercò subito di raddrizzare la barca, la metafora della Chiesa come barca di Pietro calzante, e la barca era andata alla deriva. Giovanni Paolo II veniva dalla Polonia, quindi un paese dove che era stato fino a lui era stato sotto il giogo comunista, e quindi non condivideva diciamo così, certe posizioni ideologiche che c'erano nella Chiesa, anche la teologia della liberazione, filomarxista, eccetera. Quindi cercò di dare una raddrizzata al timone, senza mettere in discussione però il concilio in quanto tale. Per cui Giovanni Paolo II, come dire, puntò il dito sul post-concilio, come dire, i documenti del concilio andavano bene, non si mettono in dubbio, non si mettono in discussione, tuttavia il problema stava nella loro attuazione. Sono stati attuati male, sono stati, come dire, hanno visto come protagonisti personaggi appunto ideologicamente schierati. Però poi la stessa cosa l'ha fatta il suo successore, Benedetto XVI, sempre lui stesso diceva che il Concilio Vaticano II deve essere letto in continuità, deve essere interpretato in continuità con il magistero precedente. Poi sappiamo è arrivato Papa Bergoglio, che invece non ha più cercato di come riformare il concilio, ha cercato di portarlo alle estreme conseguenze. Quindi
Ecco, ma la battuta famosa di Paolo VI, sento il fumo di Satana penetrare nella Chiesa, come la interpreti tu, scusa, già di 50 anni fa? Lui stesso, che era stato appunto protagonista di quella stagione, aveva portato a compimento il concilio, alla fine però capisce che c'è qualcosa che non funziona. C'è qualcosa che non funziona e si rende conto soprattutto che il problema è come dire spirituale, no? Il famoso appunto il fumo di Satana è proprio questa difficoltà, queste problematiche di tipo dottrinale. Certo, siamo alla fine della prima parte, il break lo chiediamo alla gentilissima e bravissima nostra Natalia e a dopo, ci sentiamo dopo. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annuo. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Di nuovo a te la linea, Andrea. Grazie. Ora ci spostiamo sul versante giornalistico, sono gli anni del dopoguerra e abbiamo uno straordinario esempio di giornalismo militante nel senso alto, non militante in senso partitico, militante per chi vuole far capire veramente come vanno le cose in Italia e nel mondo. Grande protagonista Giovannino Guareschi, un intellettuale inimitabile. A te la parola per gli 80 anni del Candido, Paolo. Grazie Andrea e grazie anche soprattutto di dare questo spazio da vero giornalista libero quale sei in questa emittente libera di parlare di questo evento di cui non ha parlato nessuno, forse non è un caso. Ne ho parlato solo io scrivendo nei giorni scorsi. 80 anni fa, il 15 dicembre del 1945, usciva a Milano per una casa editrice prestigiosa, la Rizzoli, questo settimanale, il cui direttore era Giovannino Guareschi, che diventò famoso negli anni a seguire sia come giornalista, ma anche, come sappiamo tutti, autore della saga letteraria di Don Camillo e Peppone, la saga di Mondo Piccolo. Guareschi però era un giornalista già affermato anche negli anni prima della guerra, era caporedattore di un settimanale umoristico che usciva a Milano, si chiamava Il Bertoldo. Poi Bertoldo durante la guerra sparì, potremmo anche dire, essendo un giornale umoristico tra il 43 e il 45, ma anche prima tra il 40 e il 45 in Italia c'era ben poco da ridere. Quindi nel 45 però, quando Guareschi ritorna dal campo di concentramento, perché era stato 2 anni negli lager nazisti, perché si era rifiutato lui da ufficiale dopo l'8 settembre, ufficiale di artiglieria di complemento richiamato, e si rifiutò di partecipare alla guerra civile, si rifiutò di schierarsi con i tedeschi, di arruolarsi nella Repubblica Sociale, ma nemmeno da altre parti
non volle partecipare a quella terribile mattanza che fu appunto la guerra civile italiana 43-45. E allora venne mandato in campo di concentramento insieme a altri 7.000 ufficiali, sottufficiali, soldati. Tornò dalla guerra e decise, era come dire, finita la guerra, era iniziata subito la cosiddetta ricostruzione e c'era da fare una ricostruzione materiale ma anche morale del paese. Quindi Guareschi partecipò a questa ricostruzione, a questo grande momento a cui contribuì facendo quello che sapeva fare, il giornalista. E quindi fondò questo settimanale proprio subito, nello stesso anno di fine, di conclusione della guerra, il Candido, che doveva essere appunto un giornale libero, un giornale di cronaca, un giornale che raccontasse quello che avveniva e raccontò anche cose scomode. Fu lui a parlare del triangolo della morte, quello che tra Modena, Reggio Emilia e Bologna vide appunto fino al 48 le nefandezze dei partigiani comunisti che continuavano a uccidere persone anche innocenti, anche persone che non erano state fasciste, sacerdoti o comunque anche persone appunto scomode perché non erano dell'ideologia comunista. Quindi Guareschi raccontò anche l'Italia profonda, aveva una rubrica bellissima che davvero è un esempio di giornalismo come dire, di base, proprio che racconta la realtà, la quotidianità. C'era questa rubrica che si chiamava Il Giro d'Italia, perché appunto raccontava ogni settimana vicende della provincia, quindi non solo le grandi questioni nazionali e internazionali, ma raccontava la provincia profonda italiana, dal nord al sud, che appunto è poi, potremmo dire, il paese reale, no? Si è sentito spesso nel corso degli anni parlare un po' retoricamente magari del paese reale. Il paese reale era quello che raccontava lui, e infatti a un certo punto lo raccontò anche come narrativa, tant'è che nacquero appunto i racconti di Don Camillo e Peppone. Però appunto il giornale era così, il giornale non aveva paura anche, come dire, essere schierato su alcune battaglie. Nel 1948 ad esempio fu decisivo nella vittoria delle forze democratiche alle elezioni generali, perché c'era da una parte il fronte social comunista, quindi Partito Socialista, Partito Comunista alleati, e se avessero vinto loro forse il nostro paese sarebbe finito nella sfera del patto di Varsavia, ma vinsero le forze democratiche anche grazie a quelle vignette che Guareschi pubblicava sul Candido, che non erano solo, perché lui non era solo un grande scrittore, giornalista, ma era anche un ottimo disegnatore, vignettista, e c'erano delle vignette che diventarono poi anche dei manifesti elettorali utilizzati dai comitati civici, tipo Mamma votagli contro anche per me, dove viene raffigurato uno scheletro di soldato italiano dietro il filo spinato in Russia, oppure quella famosa battuta nel segreto dell'urna Dio ti vede, Stalin no. Però Guareschi non fu soltanto un anticomunista, non faceva sconti a nessuno, nemmeno alla Democrazia Cristiana, anzi cominciò subito a mettere in evidenza certi aspetti della ricostruzione che vedevano quello che possiamo definire un grande magna, e quindi lui era un uomo profondamente onesto, profondamente retto, che aveva messo proprio la sua penna a servizio della verità, è quello che raccontava appunto nelle sue pagine, nel suo settimanale, che durò fino agli anni 60, quando venne chiuso anche qua per intervento politico, un politico importante di allora, Mintore Fanfani, che si era sentito preso in giro appunto dalle pagine del Candido, prese in mano il telefono, chiamò l'editore Rizzoli e gli chiese in maniera abbastanza autoritaria di chiudere il settimanale. Rizzoli obbedì, era difficile disobbedire a un Presidente del Consiglio, e con tante
altre cariche, eccetera. E poi, sempre a proposito di grandi politici, a metà degli anni 50, Guareschi aveva pubblicato sul Candido delle lettere attribuite a De Gasperi, scritte durante la guerra, in cui De Gasperi chiedeva il bombardamento di Roma agli alleati perché questo poteva accelerare la caduta del regime, e Guareschi aveva giustamente scritto, aveva fatto un editoriale nei confronti di De Gasperi, perché tutto questo era veramente, immorale, chiedere che venissero fatte delle vittime civili per ottenere obiettivi politici. De Gasperi lo denunciò, Guareschi finì sotto processo e venne condannato per diffamazione e si fece 1 anno e rotti di carcere con un trattamento duro. L'unico giornalista del dopoguerra italiano finito in galera per un reato di opinione. Quindi ecco, ma nonostante questo Guareschi continuò a scrivere, continuò anche ad avere tanti amici e stimatori. I lettori appunto di Candido erano arrivati a un certo punto ad essere circa 1 milione, vendeva 1 milione di copie, che pensate per un settimanale è una cosa impressionante, ed era amatissimo anche appunto poi per Don Camillo, per Peppone, eccetera, ma anche amato per questa sua libertà, per questo suo coraggio civile che lo contraddistinse fino alla fine. Ecco, tra gli ultimi collaboratori del Candido, nel corso appunto degli anni prima che esalasse l'ultimo vagito, l'ultimo gemito, appunto, questo stupendo settimanale o diciamo mensile che era, e c'è stato Leo Siegel. Ecco, lo ricordiamo perché la nostra radio non da tutti viene considerata come un tesoro. Ecco, magari qualcuno, pur riconoscendone il valore, che più ora che passa il tempo si esalta attraverso degli ascolti davvero incredibili, straordinari, che non ci immaginavamo all'inizio. Però questa radio ha anche avuto dei conduttori storici, ora purtroppo passati a miglior vita, ecco, tra i quali sicuramente spicca Leo Siegel. Leo Siegel ha collaborato al Candido, e quindi ha avuto modo di verificare il clima appunto che contraddistingueva questa pubblicazione, tra l'altro condividendo sicuramente alcune idee e alcuni spunti dello stesso Guareschi. Un'ultima mia nota riguarda invece una novità che è stata indotta nell'editoria italiana da Alessia Cervini con il libro La rabbia, che si riferisce a uno stranissimo film di cui sinceramente io non sapevo l'esistenza, la cui realtà mi ha letteralmente sbalordito. Giovannino Guareschi e Pierpaolo Pasolini collaborarono, pur fra un litigio e l'altro, immaginiamoci, alla stesura della sceneggiatura di un film diretto da tale Ferranti dal titolo La rabbia, che uscì nella primavera del 63, rimase nelle sale poche settimane perché fu un clamoroso insuccesso. Allora, La rabbia è un film documento che dal punto di vista della sinistra, Pasolini, e dal punto di vista della destra, appunto Guareschi, dà un giudizio sugli avvenimenti che hanno contraddistinto il fine guerra e l'intero dopoguerra fino all'inizio degli anni 60. Io trovo questa notizia importante per tutti quelli che hanno sempre pensato che nel Novecento le cose agivano per compartimento stagno, ma non era esattamente così, e questo getta nuova luce sul dinamismo di un mondo intellettuale che oggi vive spesso e soltanto di astio e di incomprensione fra i due versanti, mentre paradossalmente in questo film, poi io ne riparlo lunedì nella mia trasmissione Cultura Popolare, perché appunto fa riferimento al rilancio di quest'opera,
abbiamo una prima parte sceneggiata da Pasolini e una seconda sceneggiata da Guareschi. Ovviamente, siccome, vabbè, poi avrò modo di riparlarne io, però siccome i due si guardavano in cagnesco, pur accettando il reciproco valore, perché una delle altre meraviglie del carattere di Guareschi è che sì, lui detestava il comunismo, però sapeva anche riconoscere quando dietro un'idea c'era un uomo che poteva valere. Immaginiamoci questi due giganti del Novecento che diciamo pur forzatamente collaborano fra di loro a questo film. Ecco, quindi io volevo dare questa notizia, poi la riprendo lunedì, ma mi sembra abbastanza significativa, perché noi ci troviamo di fronte ad un lavoro, tu parlavi di filologia prima, ecco, che è filologico davvero, per riuscire a capire come andarono veramente le cose sul fronte della cultura tra il 45 e il 75, che coincide poi con la morte di Pierpaolo Pasolini. Una tua battuta su quest'ultima cosa, poi ti devo lasciare perché ho altre cose da dire. Scusami, sì. Paolo. Grazie Andrea, no, velocissimo. Allora, questo film era una sorta di visto da destra, visto da sinistra, però con due intellettuali anche molto liberi e molto indipendenti rispetto alla propria area di appartenenza. Sappiamo appunto Guareschi non aveva in tasca nessuna tessera, quindi di nessun partito della destra di allora, né MSI, né del Partito Liberale, eccetera. E anche Pasolini non era poi così organico al PC, era assolutamente critico, espresse tutta una serie di critiche nei confronti del PC, specialmente nel 68. Lui nel 68 criticò i ragazzi bene che facevano le rivolte a Valle Giulia e disse apertamente di stare dalla parte dei poveri poliziotti, figli di contadini che avevano fatto entrato in polizia per quello. Quindi anomali, indipendenti, potremmo dire quasi eretici rispetto alla propria area di appartenenza. Quindi è un film interessantissimo perché è proprio un visto da destra e visto da sinistra, ma da una destra e da una sinistra molto particolari, molto liberi, da due intellettuali di questo genere, e quindi anch'io sottoscrivo questo tuo interesse e ti ascolterò volentieri nella trasmissione che dedicherai a questo film. Ancora. Allora, intanto buon Natale. Io sai che sono legato effettivamente a Lecco per tantissimi motivi, e Manzoni in primis, se me lo permetti. Non tutto il Manzoni è santo, per capirci, ci sono anche delle ombre, però sicuramente è uno dei riferimenti perlomeno della storia della letteratura ineliminabile. Ma poi insomma Lecco è tanta roba, è tanta storia, tanta tradizione e tanto riferimento anche linguistico, perché la parlata di Lecco è una parlata assolutamente originale, che non appartiene né al lombardo occidentale né al lombardo orientale, è un mondo tutto a sé, e quindi ti invidio come sempre, ti ringrazio e buon Natale ancora, ci sentiamo presto. Grazie Andrea, buon Natale a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Eccoci qua, noi proseguiamo con una riflessione su Genova, perché c'è un fatto di attualità appena trascorsa che riguarda la chiusura della stazione di Porta Genova. La stazione di Porta Genova è stata una delle prime stazioni milanesi, e ora appunto dal 13 dicembre non funziona più. Funzionerà probabilmente soltanto come polo turistico per viaggetti turistici speciali verso la Lomellina, ma appunto tutto il traffico di merce, ma soprattutto umano,
che viene da Vigevano e Mortara ed eventualmente da Alessandria, è dirottato su altre stazioni e ovviamente con il traguardo della stazione centrale. Questa è una nota triste per Milano, secondo me, la chiusura di una stazione storica così importante, che tra l'altro, per come era nata e per come era stata impostata, parallelamente ad un'altra famosa stazione di Torino, doveva portare i milanesi al mare. Già, perché in fondo questi poveri milanesi non ce l'hanno il mare, si è tentato con l'idroscalo, con altri riferimenti abbastanza ridicoli sui quali soprassediamo. Ma l'idea era proprio quella di far partire da Porta Genova tutta una serie di treni che, insomma, nel giro di qualche oretta al massimo avrebbero portato gli abitanti dell'urbe lombarda a bagnare il Sederino al mare. Così non è andato esattamente per tantissimi motivi, anche perché si è imposta abbastanza presto la stazione centrale, che poi in realtà è diventata la base per tutte le mete possibili, Venezia da una parte, Genova, Torino e compagnia bella. C'è però un'altra notizia che presto la direttrice ferroviaria che va verso Genova con la variante di Valico ed altre ristrutturazioni che adesso tecnicamente non vi voglio descrivere, porterà sempre più velocemente diciamo così, i lombardi al mare in un'oretta. Qualcuno in Liguria giustamente commenta dicendo i milanesi o altri lombardi verranno a prendere la pericena a Genova e ritorneranno in serata a Milano. Questo perché ovviamente la tecnologia della viabilità ferroviaria, grazie evidentemente anche alla gestione dell'attuale ministro, che tutti conoscete, permetterà di avvicinare di più queste due stupende città che non sempre si sono amate, ma che troveranno poi una forma di sposalizio, ecco, uno sposalizio meraviglioso tra i Navigli e il mare. Pensate che sogno, che tutti quanti da opposti versanti hanno sempre incubato, e questo è sicuramente molto ma molto consolante. Passiamo alle strenne e poi alle mostre. Per le strenne vi voglio citare Renzo Arbore, mettetevi comodi, Vita, peripezie e tutto il resto, delle edizioni Fuoriscena, che è una singolare casa editrice che si interessa di biografie di cantanti, attori e presentatori. Renzo Arbore, intervistato da Andrea Scarpa, racconta un po' la sua vita. È una vita molto avventurosa, il personaggio lo conoscete, al di là delle simpatie e delle antipatie, sicuramente è stato un punto di riferimento della televisione italiana, della musica, sia popolare che leggera, vera e propria. Naturalmente poi si è anche circondato di tantissimi personaggi che lui stesso ha contribuito a diventare famosi, di donne che avrebbero, così lui fa intendere, perduto la testa per lui, ma insomma questo uomo che si avvicina ai 90 è oramai in grado di raccontarci un po' come Woody Allen in America, un insieme di fattori e di situazioni che vuol far condividere a tutti. Poi Dario Fabbri, Geopolitica umana. Dario Fabbri è un esperto sociologo, politologo, diciamo una persona che è in grado con questo libro, ripeto, Geopolitica umana, sottotitolo Capire il mondo dalle civiltà antiche alle potenze odierne, della Gribaudo Edizioni. La Gribaudo fa sempre delle cose molto particolari, molto interessanti, che non troverete da nessun'altra casa editrice. In questo libro
il Sciur, battuta mia affettuosa, Fabbri, ci racconta davvero come prendere in considerazione i problemi della geopolitica e della globalizzazione per quello che ha mostrato negli ultimi anni, specialmente nel bene e nel male. Affine come argomento è sicuramente Maurizio Molinari, uno dei maggiori giornalisti italiani, La scossa globale, l'effetto Trump e l'età dell'incertezza. Edizioni Rizzoli è un libro che cerca di far comprendere come e perché si è arrivati a questo punto, insomma, si è arrivati a questa gestione Trump delle guerre che sembra non sciogliersi mai, ma che poi si porta dietro una nuova impostazione del mondo. Molinari, che come tutti sanno afferisce all'universo giornalistico di centrosinistra, in realtà sa trattare le cose con molta pacatezza e molta razionalità. Lo si vede anche dal suo modo di parlare quando appare in TV. Ci sono degli aspetti di questo libro che ritengo molto importanti e molto interessanti. Voi regalandolo per Natale farete un'ottima figura. Adesso infine le mostre, la prima a Roma, una mostra davvero particolare, il tesoro dei faraoni. Alle scuderie del Quirinale ci sono reperti, sarcofagi, ma naturalmente tantissimi pannelli illustrativi ed altre cose estremamente interessanti che arrivano dai musei proprio dell'Egitto e che ci raccontano tutta la verità, nient'altro che la verità sull'epoca d'oro straordinaria dei faraoni. Personalmente non sono mai stato troppo attratto da quell'epopea egizia, non so perché, la trovo forse edulcorata e un po' falsona, perché poi la verità su tempi così lontani e su terre anche così distanti è difficile sempre trovare, ma ritengo, avendo letto tutto quello che riguarda questa mostra, purtroppo non ho il dono dell'ubiquità per essere a Roma, però vediamo un po', chissà se riesco entro la primavera, perché dura fino a maggio. Il Tesoro dei Faraoni ritengo che sia una mostra sicuramente importante, che ci libera anche un po' dalle fake news che ci arrivano riguardo a quel mondo, a quel periodo storico. La seconda mostra, se mi permettete, è in una città che è un po' un mio pallino e voi vi metterete a ridere. Considero un po' la Roma padana. Ma perché la Roma padana? È così piccolina, qualcuno la giudica insignificante, sperduta in mezzo alle risaie. Parliamo ovviamente di Novara. Roma padana perché c'ha una cupola, la cupola di San Gaudenzio, che molti chiamano il cupolone. Neppure il cupolone di San Pietro ha la bellezza, l'intensità e, come dire, l'originalità del cupolone antonelliano, la cupola di San Gaudenzio, vero? E qui abbiamo un'altra mostra che è sicuramente molto interessante, che si intitola I primi italiani, che riporta dei pittori ovviamente al castello, perché è diventato il Sancta Santorum delle mostre novaresi. Una volta era più il Broletto, adesso è diventato il castello di Novara, è un castello visconteo, un castello che è stato anche ristrutturato. Quindi siamo in conclusione, non mancate di andare a Novara anche qui fino a primavera. I premi italiani con tantissimi quadri di autori della seconda metà dell'Ottocento, qualcosa che vi fa ritornare indietro nel tempo, ma vi dà la certezza che senza l'identità, cari amici, senza l'identità non si può vivere. Un grande abbraccio a tutti, Venezia risorga, risorga Venezia per sempre. A risentirci. Avete ascoltato Cultura